Filiale della Pieve di Tarso, la chiesa di San Bartolomeo di Arfanta è attestata per la prima volta nel 1282, quando riceve un beneficio da Marco Tenagla, monaco dell'abbazia di Follina. L'attuale edificio, il cui nucleo originario risale al 400, è dotato di 3 altari. La pala del Maggiore è stata realizzata nel 1522 da Francesco da Milano, pittore dai toni intimi e dalla parlata rustica e affettuosa. L'altare di Sant'Antonio, intagliato nel 1656 dai fratelli Ghirlanduzzi, contiene una pala di Antonio Lazzarini e una cimasa con l'immagine del Padre Eterno, attribuita a Francesco da Milano. Alle estremità, 2 propaggini accolgono 2 statue di santi, mentre sopra un attico si imposta una terza nicchia con la statua di San Bartolomeo. L'altare del Rosario ospita una tela attribuita alla tarda attività di Antonio Gabrieli, pittore bellunese che seppe coniugare il tema sacro del Purgatorio con le raffinatezze cromatiche del linguaggio rococò. La liturgia viene animata dall'organo restaurato di Gaetano Callido, mentre in sagrestia sono conservati una pace del 600 e una croce del 400, con la figura del santo patrono. L'antico borgo di Resera, che si trova in una posizione elevata su un ampio panorama naturale, ha al centro la chiesa campestre di Sant'Andrea. L'altare maggiore sfoggia il trittico del pittore austriaco Matthias Krempsel, caratterizzato da una pennellata forte e da una tavolozza cromatica molto intensa. Sulle pareti sono conservati i riquadri devozionali di Santa Margherita e di una Madonna con bambino, entrambi affrescati nel 1474 da un ignoto pittore debitore di Giovanni di Francia. Margherita d'Antiochia ostenta la croce mentre trattiene il drago ammansito, simbolo delle tentazioni. Martirizzata nel III secolo, viene invocata dalle donne partorienti. La Madonna sostiene Gesù, che tiene il globo crucigero, simbolo della supremazia di Cristo sui poteri terreni, mentre con l'altra mano mostra una rosa senza spine, allusione alla sua purezza. Il venusto paesaggio di Arfanta, esaltato da chiese e capitelli, si fa per metà natura e per metà quadro, vive e si guarda vivere e si compiace di se stesso.